Buonasera a tutti, benvenuti in Dama Castellana. Continuiamo il percorso iniziato l'anno scorso con la trilogia della storia. Quest'anno parleremo, è dedicata alla Dama 2012, è dedicata a Punzio Sbarra e quindi è la giostra dei notai. Poi lasceremo la parola a chi ne sa di più, quindi abbiamo il nostro storico della Dama, diciamo così, onde evitare che poi parliamo di storici e di altri, qualcuno ecco, quindi è lo storico della Dama che ha fatto la ricerca e quindi vi presenterà un po' chi è questo personaggio. Io devo ringraziare soprattutto la collaborazione ormai che c'è con Informa Giovani, con Eliano in Cima, con l'amministrazione comunale che ci sostiene, con la provincia, la regione e soprattutto con gli istituti anche scolastici. Abbiamo iniziato l'anno scorso, dobbiamo dire che questa collaborazione sta dando veramente dei frutti. Stiamo portando i ragazzi a apprezzare il teatro, la recitazione, a provare a fare i vestiti come abbiamo fatto da 2 anni, eccetera. Quindi vogliamo far sì che la Dama diventi un laboratorio per i giovani, dalla musica al teatro, alla manualità, e quindi portare a far sì che diventi così la promozione proprio di tutti quanti del territorio. Noi con questa sera iniziamo appunto gli eventi della Dama 2012 che saranno dedicati, saranno 3 serate di storia, diciamo così, che avete visto entrando il programma. Poi ci sarà soprattutto domani pomeriggio in Piazza Cima ci saranno i giochi di una volta, i giochi che si facevano nel 1500 e quindi avremo degli animatori delle scuole fra tante cose, quindi la partecipazione proprio è dei giovani che proporranno a altri bambini, a giovani o anche adulti che hanno il piacere di giocare come si giocava una volta nel 1500 nelle nostre contrade. Ci sarà una manifestazione di tamburi sbandieratori e domani sera la contrada grande ma anche il centro naturale sarà allettato dalla musica del convitto musicale, quindi avremo gli arbigeri, i frati, i tradizionali frati della Dama, il convitto musicale, quindi porteremo per le vie di Conegliano, per il centro storico, la musica del 1500. Ci sarà anche la prima cena proposta rinascimentale presso l'hotel Canon d'Oro con un piatto caratteristico del 1500 e così tutti i sabati, nei prossimi sabati questo sarà il nostro programma fino all'evento Dama. E quindi la musica, il gioco, il teatro messo assieme fa rivivere un po' Conegliano come era nel 1500. Ringrazio soprattutto l'Istituto Musicale Benedetto Michelangeli che già da 2 anni collabora con noi, le ragazze, soprattutto Alessandra Marra al violino, Isabella Poloni ancora al violino e infine Francesca Zamberlan al violoncello. Grazie perché si sono affezionati all'istituto e sono impegnati nei loro saggi in questo periodo in tante attività e quindi non vogliono mancare neanche più a questo appuntamento. Io vi auguro che sia una serata piacevole e lascio la parola all'architetto. Prima facciamo allora un breve brano musicale e poi partiamo. Buonasera a tutti. Allora, iniziamo con una prima immagine. Io cercherò di essere
sintetico, ma approfondiremo su alcuni punti, in cui facciamo vedere la prima cosa di cui volevo parlare, cioè da dove viene lo stemma e da dove viene il nome degli Sbarra. E la cosa, diciamo, in araldica, la sbarra sta a significare una banda diversa per colore dal campo, che scende dal cantone sinistro del campo stesso al cantone destro dalla punta dello scudo. Quindi, come vedete in questa immagine dello stemma che è sull'angolo di Casa Sbarra, abbiamo questa, la banda in mezzo, che nei colori reali che dovrebbe aver avuto era di colore giallo-oro e il fondo era blu, con le zampe ovviamente di leone dorate. Questo è quello che dall'araldica si desume, però ovviamente non abbiamo, cioè l'araldica è sempre uno studio che deve avere delle prove storiche. Allora, la cosa importante è che quindi i due colori, come vedete, sono colori abbastanza ricorrenti negli scudi e negli emblemi della nobiltà. La cosa importante è da dire che il nome Sbarra, da quello che si è riusciti a capire, non è un ramo imparentato con gli Sbarra di Lucca. Gli Sbarra di Lucca era una famiglia molto importante, mercantile, banchieri, battitori di moneta, quindi molto importanti in quella zona, e mercanti con interessi fino nelle Fiandre, ad Anversa, a Lione, a Venezia, che è il classico. Però quindi questi rapporti tra le due famiglie pare non ci siano. I nostri sono più ruspanti, cioè vengono dal nostro entroterra. E la famiglia originaria, prima di prendere il nome di Sbarra, è la famiglia di De Colbrusado o De Colbrusà. Questa è una località, secondo i documenti trascritti da chi ha ordinato e che ha sistemato l'archivio municipale di Conegliano, sono nati provenienti da un castello situato vicino a Ceneda. Di questa località non è dato al momento trovare un toponimo che la possa riconoscere. Si può supporre che non sia proprio nel centro di Ceneda, dove magari i castelli e le proprietà erano più soggette agli avogadori del vescovo di Ceneda o ai da Camino. Quindi siamo in quell'epoca come inizi. E la cosa importante è che da un primo progenitore, un certo Endrighetto, di cui si ha notizia della morte nel 1150, si scende lentamente. Ovviamente questi primi progenitori sono sempre un po' difficili da verificare realmente, però sappiamo già che il primo citato in questa memoria dell'archivio è un certo Eliseo. Ecco, a Ceneda c'è un castrum Santi Elisei, ma non ha nessun riferimento a quanto pare con il nostro. Diciamo che da questo Eliseo, che era un notabile, adesso io ho cercato di capire se era notaio o notabile di Ceneda, quindi comunque una famiglia, non sono tutti diciamo nobili o notai, alcuni scelgono nell'altro ramo che non proviene da Eliseo, scelgono la carriera militare, quindi sono miles, quindi soldati. Quindi fra queste due carriere, che alle volte si incrociano, c'è la nostra, diciamo, la ragione della famiglia, insomma. E l'altra parte, diciamo, che è importante è che venne ad abitare il figlio di Eliseo, Zuane, nel 1399, venne ad abitare a Conegliano. Questo è scritto in questa memoria. E successivamente questo si inserì bene a Conegliano e venne ascritto al consiglio della città, quindi diventò importante tra i pari coneglianesi, e da Zuane nacque un Nicolò che, come è scritto nella memoria, è soldat famoso. Questo soldat famoso è stato capitano del duca Borso d'Este, che poi è diventato duca di Modena e di Ferrara, quindi insomma diciamo una famiglia molto importante, e
e lo seguì per molte imprese, anche nel periodo in cui Este, dopo essersi sottomessa alla Serenissima nel 1405, mandava il nostro Borso a comandare una compagnia di 100 lance sotto la Repubblica. Tra queste 100 lance, forse a capitano, c'era proprio il nostro Niccolò da Colbrusà, il quale, tornato a casa a Conegliano, che comunque aveva la sua residenza a Conegliano, tornato a casa a Conegliano dopo il servizio, non è dato sapere quando sia terminato, o alla morte del duca o precedentemente, ma questo Niccolò, come dice il documento, sempre portava d'arma collo l'insegna che gli aveva data il duca, e da questa fu cognominato Dalla Sbarra. Su questa insegna io ho cercato di capire quale poteva essere. Siccome lo stemma Dalla Sbarra a questo punto è il leone sbarrato, da cui per sintesi hanno tirato fuori questo stemma che è con le 2 zampe di leone, il leone sbarrato, andando a cercare, è il simbolo del paladino Rinaldo. Quindi, diciamo, il cugino, o alle volte lo stesso Orlando e Rinaldo si confondono, ma lui dice cugino, in alcune odi c'è il cugino. Quindi questo stemma probabilmente deriva dal fatto che il duca Borso era un appassionato di romanzi francesi e quindi andava a vedersi, ed era un appassionato soprattutto delle imprese, cioè degli simboli delle proprie imprese, che venivano tradotti in vari modi. Adesso faccio degli esempi. La bacinella con le fiamme è che voleva dire che lui proteggeva dagli incendi, cioè era in grado di aver spento, che ne so, un incendio. In altri casi c'era una barriera come fatta per evitare l'allagamento della città, quindi Ferrara non veniva allagata perché lui aveva fatto questa impresa e l'aveva simboleggiata in vari posti, perfino nei palazzi, nei dipinti. E l'altra cosa importante, adesso mi sto un po' allargando, ma è importante capire da dove si parte. Quindi questo simbolo potrebbe essere veramente il simbolo di un mitico leggendario paladino, quindi dato a un soldato di grande valore e di grande fedeltà rispetto al nostro Borso. Quindi molto probabilmente per molti anni lui se ne è servito. Questo Borso d'Este ha continuato ad avere un suo piccolo esercito al servizio, anche quando a un certo punto ci sono stati dei problemi con Venezia, perché a una certa epoca, diciamo, che gli Estensi tentarono di ritornare in possesso di alcune terre nella Romagna e li scatenarono. Poi tutta questa cosa alla fine scatenò anche le ire per arrivare alla Lega di Cambrai, cioè tutta una serie di procedure per arrivare poi a dire Venezia è sempre in mezzo, cerca sempre di andare a prendere tante cose, quindi alla fine poi si è formata la Lega. Questa era la parte, diciamo, che poteva essere improduttiva. Tra le imprese che ha come dire, impresse in dipinti o in particolari stemmi fatte da Borso, c'è anche una specie di, si può chiamare un picchiotto, cioè una cosa che serviva per battere la porta, su cui è disegnato un drago, ma possiamo immaginare che siccome è una barra dritta poteva esserci anche un'altra figura di animale, magari il leone. Quindi insomma questa storia della barra con il leone dovrebbe essere abbastanza affidabile dal punto di vista storico. Adesso parliamo del fatto che numerosi da Colbrusado sono protagonisti della nostra storia locale. Nel 1337 Pulzio, il nome comincia a affiorare anche questo nome, da Colbrusado teneva il castello di Cison per conto dei coneglianesi e non volevano consegnarlo ai caminesi nel momento in cui c'era il passaggio di consegne tra la Repubblica di Venezia e i da Camino. Quindi era comunque un capitano e un soldato. E l'altro punto importante era che fu fra i 4 ambasciatori di Conegliano che andarono a Venezia per la definitiva dedizione. Cioè la prima volta ci sottomettiamo a Venezia nel 1337, una seconda volta per
nel frattempo erano successe altre cose, nel 1339 che sarà quella definitiva. Quindi lui andò insieme con, diciamo, due rappresentanti del castello, quindi della parte nobile, che erano tra l'altro tutti e due, come dire, soldati, quindi lo Scotto degli Scotti e Pulzio da Colbrusano, e invece due della parte del borgo, che era Rustico dei Cantoni, sarà dal Canton probabilmente, e un Ser Fioravante notaio. Questo è tratto dal Verci, che è uno storico, insomma, che ha scritto parecchi di questi passaggi. E sarà ancora questo Pulzio da Colbrusano capitano e podestà probabilmente per il re d'Ungheria Ludovico I, che ha dominato Conegliano dal 1356 al 1358, una dei brevi interruzioni della dominazione veneziana. Ecco, l'altra cosa che gli Sbarra a Colbrusano si incrociano, fanno rapporti matrimoniali con i da Camino, quindi un Odorico che sposa una Beatrice da Camino e un Franceschino che sposa una Luigia da Camino, entrambe figlie di Caterina degli Azzoni e di Rizzardo V da Camino, quindi molto probabilmente, come vedete, è una famiglia con dei rapporti abbastanza importanti. Ecco, c'è un altro aspetto però che salta fuori, adesso guardando un po' i documenti. Viene nominato nel 1405 come vicario podestarile a Verona un certo Clarissimo Domino Udororico da Colbrusano. Quindi vedete, i nomi sono frequenti, hanno dei ruoli molto importanti. Lui fa il vicario nel momento in cui si passa dalla conquista veneziana al primo podestà ufficiale che verrà fatto nel 1407. Questo per dire che c'è un possibile riferimento a una famiglia Colbrusano o Colbrusati, questa nella variante, a Verona, e quindi la famiglia può aver avuto delle ramificazioni. Allora io tengo sempre fermo lì lo stemma, dopo cambiamo. Ecco, due parole solo in parallelo, gli Sbarra della Luchesia. Noterete che il nome Luchesia, poi lo saprete nominare, è il nome di una delle sorelle di Pulzio Sbarra, quindi questo nome da qualche parte è venuto e questo suono della Luchesia viene anche in questo caso. Quindi questi Sbarra sono forse più importanti dei nostri, cioè hanno un livello più alto, salvo che per un periodo in cui vengono scacciati da Lucca, nel periodo dei Guelfi neri, cioè le fazioni che si erano formate nel periodo anche di Dante, eccetera, nel 1308 loro devono andarsene per continuare a fare i mercanti, vanno a Venezia. Quindi molto probabilmente qualche imparentamento fra Sbarra trasferiti a Venezia, Sbarra poi ritornati a Lucca, poi loro per 2 volte vengono mandati all'esilio, insomma, perché una volta ammazzano uno dei più importanti consorti della città di Lucca, che è Lazzaro Guinigi. La torre dei Guinigi, credo che la conoscerete, quella con gli alberelli sopra Lucca, quindi dovrebbe essere, almeno se non sbaglio. Quindi vuol dire dei rapporti quindi molto importanti. Dicevo, sono mercanti che vanno dappertutto, fanno spesso i procuratori per altri, un ramo molto importante a Napoli, che però alcuni dicono che venga dal nome Barra, che è un nome più meridionale se vogliamo, da questo punto di vista, e dicono che appunto Barra o Sbarra potrebbe anche derivare dalla barriera doganale, cioè da un punto di ingresso dove il personaggio che doveva gestire le operazioni poteva avere un simbolo che alla fine può diventare la sbarra. Questa potrebbe essere una seconda ipotesi. Adesso torniamo ai nostri locali dalla Sbarra, si chiamano, il nome giusto è, perché poi ovviamente per semplicità si dice Sbarra. Quindi adesso non vi voglio annoiare con alberi genealogici, perché quando si leggono gli alberi genealogici in genere non torna mai, nel senso che ne ho trovati 2 in archivio e non sono alcune cose, uno è parzialmente mancante per una parte, quindi non si riesce a capire tutto, altro invece è fatto molto più tardi, molto probabilmente, quindi con qualche errore interpretativo nei nomi. Tra l'altro devo dire che i nobili è un po' poca fantasia, perché hanno sempre lo stesso nome spesso, quindi per distinguere tra uno prima e uno dopo bisogna un po' lavorare. Ecco, quindi diciamo che la discendenza che vi ho già spiegato prima
alla fine porta questo Nicolò a fregiarsi di questa insegna che Luca gli ha regalato, questa impresa che è probabilmente questo stemma con il leone rampante e la sbarra. E poi da questo Nicolò nacquero appunto Ercole e Jacopo, e da Ercole nasceranno i figli Nicolò, Guido o Guidone, Leonardo e Aurelio. Ecco, finalmente ci stiamo arrivando. Da Aurelio nasceranno i fratelli Paolo, Giobatta, Andrea, Fabio e Pietro, e quest'ultimo si sposerà con Tranquilla da Collo. Vi faccio notare che sono due famiglie che siamo già ormai in epoca cinquecentesca, quindi siamo avanti. Fulzio Sbarra nascerà nel 1560, il padre morirà nel 1589, quindi i due palazzi da Collo e Sbarra c'erano già. Questi erano vicini, molto vicini, pochi metri. Proseguendo, quindi dicevamo che da questo Pietro insomma si sposa con Tranquilla da Collo, che molto probabilmente, non sono riuscito a studiare il grado di discendenza o di rapporto di parentela con Francesco da Collo, uno dei nostri, come dire, protagonisti dell'anno scorso e anche di quest'anno, molto probabilmente, perché probabilmente proprio da Francesco da Collo nasce una certa passione anche di Puzio Sbarra per i libri, i viaggi, quindi la geografia in generale. Quindi è interessante questo, lui essendo quello che ha fatto il primo diario di viaggio in Moscovia, è probabilmente da lì che alcune passioni di Puzio Sbarra partono. Poi ci sarà una passione fondamentale che sarà il teatro, però adesso arriviamo al dunque. Quindi Pulzio, nato nel 1560, è l'unico maschio di 7 figli, le altre sono 6 femmine, e nei documenti si dice che lui riuscirà a maritare tutte le 6 sorelle. Le 6 sorelle sono Ludovica, Silvia e Artemisia, Elena, Luchesia e Giambellina. Ecco, diciamo, le più note, se volete, saranno molto probabilmente poetesse importanti, Luchesia Sbarra e la sorella Ludovica, e andranno spose a famiglie molto importanti, quindi diciamo che Luchesia sposerà un Giambattista Coderta, anzi scusate, ho sbagliato perché qua i nomi sono difficili, Monfiorito Coderta, che è il solito nome che ridiscende dal Monflorido di Firenze, e poi c'era anche il famoso Gualbertino, quindi stiamo andando verso settori molto vari, quindi importanti parentele. Allora provvederà a maritare con varie dotazioni di doti in ducati. Ecco, l'ultima cosa che vi volevo dire sulla famiglia era questa, che gli imparentamenti, allora la sorella Ludovica sposerà un Giovanni Andrea Coderta, mentre in seconde nozze, allora la Luchesia sposerà un Giovanni Battista Rota, quindi famiglia Brandolini Rota poi, e la Ludovica sposerà invece un certo Giulio Collalto, probabilmente Giulio Cesare I, nato nel 1558 e morto nel 1623, quindi imparentamenti con famiglie sempre di grande importanza. Detto questo, andiamo a vedere come mai Pulzio è interessato a tante cose e ha questa visione molto ampia, e lui è un bibliofilo di grande, cioè cerca cose veramente importanti in giro. Allora, lui era a stretto contatto quindi con i da Collo, e quindi a un certo punto aveva solo 7 anni quando Francesco da Collo morì, quindi erano vicini di casa, probabilmente ha saputo, l'ha visto al funerale o qualcosa del genere. Poi a 11 anni vede che rimettono a posto la chiesetta, il figlio di Francesco, Marco, rimette a posto la chiesetta, nel 1571 viene ritumulata la salma con la lapide che c'è ancora sul pavimento della chiesetta in piazza Cima. Quindi questo Pulzio molto probabilmente, girando per casa, ha trovato cosa? La copia scritta della traduzione fatta dal latino al volgare dell'opera del diario dell'ambasciata del viaggio in Moscovia di Francesco da Collo, tradotta da chi? Da suo zio Fabio Sbarra, notaio pure lui. Stasera non mi dilungherò tanto sui notai, sappiamo che in genere la maggioranza di quelli che sentiremo poi nominati, anche tra cavalieri che giostrano,
quindi notai, come dire, non come che oggi sembrano serissimi, si prestavano anche a gare, a cose, non diciamo ludiche, ma molto maschie da un punto di vista, non erano poi, vedrete, vi spiegherò che non sono le giostre, quelle che si colpiscono i due cavalieri, sono quelle con la classica quintana, quindi la giostra con il saracino, insomma, per capirsi, cioè dovevamo colpire delle parti della statua, che la statua che girava, quindi la conoscete benissimo, ci sono migliaia di film che fanno di questo tipo, ma questo per anticipare solo dire che quindi molto probabilmente lui per caso forse avrà letto, la madre era tranquilla da collo, quindi il libro poteva essere passato tranquillamente nelle sue mani, no? Quindi lui guarda caso, in questo viaggio le preoccupazioni più importanti di Basilio I, duca della Moscovia, sono i persi, i persiani, cioè preoccupati perché tra questi i persiani in quel momento si allargano con l'espansione ottomana e quindi stanno prendendo piede e l'Europa è, come dire, un po' preoccupata di questa situazione, soprattutto i domini di Russia sono i primi che potrebbero essere avvicinati dalla parte di Costantinopoli, quindi era una preoccupazione anche di quel viaggio di avere notizie sempre fresche su questo problema, di dove erano arrivati e loro a conquistare. Quindi il fatto che, come dire, qualche citazione della Persia viene fuori perché nella prima barriera che organizza e fa il regista Pulzio Sbarra, organizzata per il matrimonio di Matilde di Collalto con Alberto Scotto, degli Scotti, quindi cavaliere del Piacenza, per questo matrimonio nel 1599 Puzio Sbarra deve fare una rappresentazione teatrale che è una barriera, cioè un torneo a piedi, perché nel castello di San Salvatore, dove si tenevano le nozze, non si potevano correre le carriere con la lancia, perché non c'era lo spazio per girarsi, per fare le corse, quindi bisognava poter avere molto spazio. Quindi in questo campo, in quel senso, quindi, lui fa questa operazione e nel seguito del conte Torelli farà apparire una lettiga con la sua dama principessa di Persia e nelle giostre di cui parleremo dopo ampiamente nel 1604 i cavalieri che sono i mantenitori del campo, cioè quelli che devono essere poi sfidati dagli avventurieri che sono gli esterni forestieri, che poi in realtà non sono forestieri perché sono i conti di Collalto o chi per essi, ecco, e i cavalieri avventurieri cosa fanno? Sfidano i mantenitori che hanno detto che la loro principessa Idalba di Persia è la più bella della zona e loro dicono no, noi siamo quelli che difendono le belle dame coneglianesi e quindi vi sfidiamo a duello e se non siete codardi, dicono, domani ci vedremo e mandano una lettera scritta con scritto come vogliono fare il combattimento e lo danno e lo faranno il 25 febbraio del 1604. Direte 1600 ormai le guerre sono lontane, però insomma si davano un po' da fare a fare queste giostre. Ecco, la cosa importantissima è che Pulzio Sbarra nel 1599, scusate mi fermo perché sto andando dall'altra parte, ecco, dicevamo delle predilezioni delle opere di geografia, il fatto che sono state trovate copie con la sua firma, con la sua, insomma, sua nota di possesso, se vogliamo, semplicemente scritto Pulzio Sbarra, di uno dei 3 volumi delle navigazioni del grande scrittore veneziano Giambattista Ramusio, è molto importante perché vuol dire che lui era interessato. Poi vedremo che anche sulla facciata della sua casa c'è una nave e c'è anche un detto molto carino che dopo magari vi citerò. C'era una serie di motti sulle facciate, dei proverbi abbastanza chiari rispetto alla loro linea di vita. Ecco, quindi, e però la cosa importante, in un saggio che ha curato Dennis Rhodes, una ricercatrice inglese,
ha fatto una ricerca alla British Library e ha trovato praticamente, qua in Italia non si trova quasi niente di Puzio Sbarra, ha trovato praticamente numerosi opuscoli, libri di Puzio Sbarra. E la maggioranza di questi libri sono pezzi di teatro, cioè pieces, si dice in inglese, di teatrali, cioè tutti autori contemporanei che potevano servirgli per le recite che lui avrebbe poi organizzato, che adesso di cui parleremo con calma. E nel 1599 il Giovanni della Torre, che è il cronista della barriera di San Salvatore, dice che il conte Antonio IV di Collalto, quinto scusate, lo ha chiamato perché lo ha definito dotto et onoratissimo signor Puzio Sbarra, gentiluomo di bellissime lettere et molto inclinato a questa professione che scopriremo più che di scrittore è di teatrante, cioè di commediografo, di organizzatore, di regista. Ecco, Vital, nella sua breve pubblicazione dal titolo Un'Accademia Coneglianese del secolo XVI, definisce Puzio Sbarra poeta, accademico spensierato di Firenze, l'Accademia degli Spensierati, e caro al Granduca Ferdinando de' Medici. Quindi insomma i nostri Sbarra, come dire, viaggiano per tutta l'Italia, tant'è che un nostro Sbarra si avvicina forse, diciamo, mentre gli Sbarra dall'altra parte facevano i prestatori di denaro anche ai medici e anche a grandi famiglie, gli Sbarra da questa parte fanno un pochettino i nobili, diciamo, da un punto di vista generale. E nel 1619 solo, quindi lui muore nel 1626, viene fatto cavaliere dal Senato Veneto per i servigi prestati durante le guerre del Friuli. Si intende le guerre del Friuli, quelle di fine 500, in cui i turchi erano arrivati di nuovo da queste parti a rompere le scatole, quindi in questo senso. Ecco, poi lui cos'è che fa? Nel 1587 decide, insieme con un gruppo di bravi giovani coneglianesi, come dice Vital, di fondare un collegio che nominerà degli scolari incamminati. Incamminati verso dove? Adesso cerchiamo di capire. Cioè, il loro scopo era quello di rifuggire l'ozio e di, come dire, approfondire gli studi. Quindi era un'idea abbastanza importante, con studi severi, non studi proprio con insegnanti importanti, e anche la scelta degli stessi allievi era molto, dovevano essere nobili, dovevano avere 20 anni, insomma non era proprio una scuola pubblica libera dove entravano tutti, insomma. Però era una cosa che lui aveva pensato. Ecco, l'ispirazione veniva però inizialmente è nata come filiale dell'Accademia dei Desiderosi, fondata dai fratelli Annibale ed Agostino Carracci, quindi pittore, a Bologna, con lo scopo di imparare. Loro però puntavano più al disegno, alla pittura, alle cose di tipo grafico. Però la cosa che forse li accomuna in qualche modo era il fine di celebrare la guerra e la pace tra il celeste e il volgare amore istituiti da Platone. Quindi era sempre in questa ottica, se vogliamo, filosofica, questo tipo di studio. Faccio una digressione rapidissima solo per farvi vedere questa cartina fatta più o meno all'epoca della seconda metà del Cinquecento, anzi no, forse un po' prima della seconda metà, fatta da un certo, adesso il nome non mi viene più, però non importa, che va a chiarire un pochettino meglio la nascita di questo fiume che è il Don, che il nostro Francesco da Collo aveva cercato di trovare e che in realtà forse aveva anche quasi capito dov'era. Era praticamente un fiume che è un affluente attuale del Don, che va a nascere dagli monti Urali, nella zona dello Jura, è la zona da cui vengono gli Ungari, quindi è una zona importante, e c'era un monte molto grande, molto alto, che era probabilmente un ex vulcano, con la neve, di cui lui ha una descrizione ma non ci è andato direttamente. Infatti questa cronaca di viaggio, in realtà lui è arrivato nella zona di Mosca
ha girato un po' intorno, ma ha sentito notizie riportate da altri viaggiatori. Era giusto per far vedere il confronto da dov'è Mosca rispetto agli Urali, e molto probabilmente nella zona nord c'era l'affluente del Don che lui cercava e che cercava di chiarire la sua origine. Casa Sbarra, il nostro Poggiolo, che posso dire che al di là degli aspetti culturali versa in condizioni pietose. Ci saranno 30 cm di guano dentro il Poggiolo, quindi insomma qua l'amministratore stasera non viene proprio, per cui bisognerà veramente prendere per mano quella casa prima che gli caschi in testa a qualcuno. Ecco, andiamo pure. Ecco, qua vedete, io vi volevo citare la frase che c'è sotto la nave che vedete là, ovviamente comincia a essere molto, molto scolorito e con molte crepe, e lui dice: a dispetto dei nemici io navigherò tanto accorto da arrivare in porto. Cioè, vedete capito, la logica degli Sbar è una logica abbastanza, come dire, devo essere un uomo astuto, devo essere in grado di, quindi una logica abbastanza importante. Questo è sempre il Poggiolo, vedete, è un Poggiolo raffinatissimo, è il Poggiolo più bello di Conegliano in assoluto. Lo stemma che vedevamo è lì, e poi adesso vedremo, se andiamo ancora avanti, ecco, vedete, queste le due teste che siamo riusciti a fotografare finalmente decentemente l'altro giorno, sono molto probabilmente, non abbiamo la certezza, cioè, vorremmo che fossero il ritratto di Pietro Sbarra e di Tranquilla da Collo, ma questo ovviamente io qua dico forse, non siamo sicuri, potrebbe essere un altro progenitore. Quindi ecco, vedete, sono molto, come dire, hanno una statuaria molto allungata e con, diciamo, molto più dolce questa della donna rispetto all'uomo, che ha quasi una faccia un pochettino, come dire, un po' caricaturale, se vogliamo. Questa istituzione del collegio degli incamminati diventa lentamente una cosa che sfugge un po' di mano a loro, nel senso, sfugge un po' di mano l'obiettivo che aveva questo collegio, cioè gli studi severi, importanti, la poesia, la letteratura, la retorica, le arti, le istituzioni grammaticali della lingua italiana e volgare. Quindi, insomma, cose importanti, però a un certo punto dicono: bah, a Carnevale i soci possono fare delle recite, commedie o tragedie o pastorali, e da lì incominciano a fare anche queste cose che sono comunque un momento, come dire, non di distrazione, un momento di prova anche di essere in grado di recitare, di fare le cose. Quindi Puzio Sbarra naturalmente è lui tra quelli che organizzano queste cose. E già poco prima un'altra accademia, che era l'Accademia dei Desiosi, aveva iniziato le sue attività proprio in quella zona, intorno al Palazzo Sbarra. Tant'è che lo zio di Pulzio aveva venduto una casa soleratam et upis copertam, sita in Conegliano, super cantono strata e Sarani, incontrata Santi Francisci. E questa sembrerebbe fosse casa Sbarra. Sarano è la via Cima, la contraria di San Francesco è via Accademia, non so perché hanno messo via Pulzio Sbarra dall'altra parte, ma insomma gli spazi delle vie sono questi. Quindi, detto questo, perché questa casa sembra effettivamente quella degli Sbarra, ma su questo ci sono varie teorie. In alcuni momenti sembra che la casa coincida con la sede dell'Accademia e quindi con la sede anche di queste rappresentazioni teatrali, però non siamo molto sicuri. Adesso infatti vi dirò perché. Ecco, quindi dicevamo che, ecco, nel 1588 era in esecuzione un palco con la scena nel nostro collegio. Cioè loro avevano deciso di costruire quindi un vero e proprio teatrino nel loro collegio, che però all'inizio loro avevano chiamato, attenzione, Ridotto. Dopo questi nomi ritorneranno, perché il Ridotto dell'Accademia e l'Accademia derivano da questa cosa, cioè derivano dal fatto che c'erano queste accademie che stavano in queste
in queste case l'intorno, no? Adesso ho cercato di approfondire, ma non è così semplice distinguere quali possono essere. Quindi avevano fatto la scena nel nostro col palco per doversi recitare secondo le occasioni che veniranno, o tragedie o commedie o pastorali, et parendo al magistrato, cioè il rettore della scuola, che si dovesse recitare la minuta pastorale del Tasso alla fine di questo carnevale. Siamo nel 1580. Sì, lo so. 1588. Chiudo con questa roba qua e dopo facciamo la pausa. Ecco, nel 1588 il successo, qui non si sa dove sia stato fatto questa rappresentazione, perché non è chiaro se è il Palazzo Sbarra o no. Il successo era stato talmente inaspettato e non previsto che l'anno successivo dovettero deliberare il 14 maggio di 1589 di recitare successivamente un'altra pastorale, cioè la Marilli, e si ritenne insufficiente la sala consueta per la strettezza del luogo e per lo caldo che per ogni ragione sarà grande, cioè sono tanti e tutti stretti. Cioè. Lo spettacolo offerto in più vasto ambiente sarà nella casa Petrucci. La casa Petrucci è la casa a monte di Palazzo Sbarra. Oggi credo sia Fontanella la proprietà, non so chi sia. Comunque una casa con degli archi, sempre col portico in linea con la casa Sbarra, e quindi questa casa Petrucci ospitò questa grande rappresentazione che venne organizzata con grande dovizia di mezzi, di uomini più che altro che di mezzi, dall'Accademia, proprio perché, dal collegio, perché, dice Vital, assunse il carattere di un avvenimento cittadino. Se voglio, scusate se lo dico, ma somiglia un po' alla Dama Castellana, alla fine. Cioè, è uno spettacolo che coinvolge molta gente.
vediamo. Allora, questa organizzazione di questa rappresentazione dell'Amarilli divenne veramente un avvenimento cittadino, perché il collegio prese tali disposizioni perché ognuno della terra di Conegliano si intende, resti pienamente soddisfatto. Quindi apposite persone vengono incaricate di ricevere le varie classi di spettatori, nobildonne, donne artigiane, c'erano già, di gentiluomini, quindi tutti venivano accompagnati nei loro posti e messi alla posta. E il tutto in modo che questo collegio non abbia mai a mancare di cortesia. Vedete, quindi il discorso di questo genere, cioè la gentilezza, la cortesia, il cortese avanti, questo è un po' il tema di questa atmosfera coneglianese. E a proposito di cortesia, lo spettacolo viene rinviato dal 25 giugno al 2 di luglio perché per permettere alla consorte del Podestà, che aveva appena avuto un figlio, di partecipare. Quindi, ecco, dicevamo che dove potrebbero aver fatto questa rappresentazione, l'unica cosa che possiamo dire potrebbe essere la corte murata interna al Palazzo Petrucci, che guarda verso la scoletta della Concezione, che è la scoletta che c'è a ridosso di San Francesco, dove sono stati trovati numerosi affreschi, eccetera, e quindi uno spazio abbastanza grande ma recintato, dove si poteva avere anche un fondale scenico di abitazione, di palazzo, e quindi era abbastanza adatto, probabilmente, io dico che quello è l'unico posto che potrebbe essere, altrimenti un avvenimento di livello cittadino non saprei dove potrebbe essere stato accolto. Quindi siamo a questo punto. Ecco, Pulzio cosa faceva nel frattempo? Cioè, aveva organizzato lui? Non si sa. Si sa solo che una decina d'anni dopo, nel 1599, il conte Antonio IV di Collalto lo incarica della regia e del testo, cioè il carico della composizione, l'incarico per la composizione, della rappresentazione della barriera, una notabile invenzione teatrale, fatta per le nozze, dicevamo, di Matilde e Alberto Scotto. Pulzio di fatto era a capo di una specie di compagnia teatrale, perché il conte Collalto dice: e perché era necessario che essa favola fosse recitata secondo l'invenzione d'essa e perché riuscisse più nobile ed illustre, esso signore elesse non solo il compositore, ma li recitanti ancora tutti dalla terra di Conegliano. Cioè, Conegliano era famoso per il teatro, quindi è importante questo punto. Ecco, a un certo punto però tutte queste feste, queste attività festose, come dire, fanno ripensare di nuovo a questo collegio degli incamminati, e nel 1603 Pulzio Sbarra e i suoi, come dire, i suoi soci, se volete io ve li cito rapidamente solo per avere dei nomi che mi piacerebbe che rimanessero, se non ho sbagliato, non li ho scritti da qualche parte, no, non ci sono. Erano interessanti perché c'era, eccoli qua, i bravi giovani che fondano il sodalizio sono Vincenzo da Collo, Pompeo Forlani, Benedetto Farienti, Gian Andrea Caronelli, Fabrizio da Collo, Francesco Tempio, Ludovico Codroipo, Camillo Dal Fabbro, Gerolamo Salico, Giovanni Sbarra, Coneglan Caronello, è un nome che si ripete spesso perché Coneglan Caronello è quello che ha appaltato i lavori delle mura del Refosso nel 1331-32. Dicevamo Giovanni Sbarra, Coneglan Caronello, Girolamo Montalbano, Filippo Mainardi, Benedetto Pigocci e Claudio Filomena. Sono nomi che poi saranno anche scomparsi, ma alcuni ci sono ancora. Ecco. La questione della sede dell'Accademia adesso la affrontiamo un secondo. Allora, dicevamo che quindi, diciamo, a un certo punto gli intendimenti iniziali di studi severi, di avere degli allievi, si sono un po' perduti, un po' perché gli allievi è un po' che non va tanto a lezione e quindi c'è un po', come dire, e quindi rifonda il collegio in Accademia degli Aspiranti nel 1603 e, abolendo le lezioni pratiche, le sostituisce con dei convegni in cui si recitavano discorsi di soggetto filosofico o vano, cioè vuol dire discussioni varie, o roboanti poesie italiane e latine. E quindi, insomma, si facevano cose ancora più
pane, se vogliamo, da un punto di vista. Ecco, nella libreria di Puzio Sbarra, purtroppo passata la sua morte nei proprietà Collalto e quindi sparita col bombardamento del 1918, se ci fosse stata ancora la libreria le parti dei manoscritti, i libri che aveva raccolto Puzio Sbarra, allora troviamo che lui aveva un libro dove lui in genere aveva sempre questi incarichi, o presidente, magistrato, rettore dell'Accademia o segretario della seduta di quella sera, quindi in genere alcune delle cose sono scritte di suo pugno, quindi abbiamo proprio i verbali, però alcune sono sue, altre invece sono trascrizioni in copia fatte del giudice, Domenico Del Giudice, che era un erudito nostro coneglianese, che aveva copiato così in giro un po' di cose per avere delle memorie, soprattutto in quel caso quando questo volume di Puzio Sbarra ormai nel Settecento era in casa dei Collalto, quindi lui è dovuto andare a chiedere in prestito il volume per guardare delle cose che altrimenti non avrebbe potuto leggere. Detto questo, lui dice infatti nella trascrizione, trascrive delle decisioni delle prese delle assemblee e dice: essendo il libro da cui copiava in foglio in carta reale, ove si vede o istituita o rinnovata l'Accademia con una giostra solenne, ecco la giostra che appare finalmente, alla quale intervenono alcuni conti Collalto, un conte Montalbano e alcuni degli accademici, tutti a cavallo e in superba gala, ed in presenza del rettore della consorte, gentiluomini e gentildonne, con la sera ballo nella sala dell'Accademia incontrata dicta di Santa Maria dei Monte. E già cominciamo a avere problemi, perché Santa Maria del Monte non è via Contrada San Francesco, ma è dall'altra parte, davanti al municipio, perché le due contrade prendevano nome, una da San Francisco a sinistra e una da Santa Maria dei Monte, che era il convento di fronte all'attuale scuola media Cima. Questo per dire che dov'era? Allora, siccome però c'è da dire una cosa, in via Borghetto viene costruito nel 1700, verso la fine del 1700, il Teatro della Concordia, il piccolo teatrino che poi è famoso per essere stato il luogo dei casini cosiddetti, quindi quando era caduto in rovina. Quindi insomma questa passione per il teatro a Conegliano veramente gira intorno a dove verrà costruito poi il Teatro Accademia alla fine, perché una volta sono in via Sarano sull'angolo dei Contrada San Francesco, un'altra volta sono probabilmente sulla stessa contrada ma dall'altra parte, e l'altra volta sono in Santa Maria del Monte, quindi vuol dire che l'intorno ci deve essere. Quindi questo non è così semplice, infatti io dico questa sede dell'Accademia, quindi vediamo di capire, perché alcuni affermano che la sede dell'Accademia fosse la Casa Sbarra. Io dico che non sono tanto convinto, però vediamo. Perché mi aiuta, come dire, in un certo modo e mi mette il dubbio il Botteon, Don Vincenzo Botteon, che dice: Casa dei Nobili Sbarra, piuttosto Collegio dei Notai, sita in via San Francesco, numero 139, se andate sotto il portico c'è ancora un 139 scritto, questa è una roba più recente ovvio. Proprietario Vital Eredi fu Giustino, sarebbe Vitali, quindi insomma questi recenti sono ottocenteschi. Aveva un magnifico pergolo dal quale si pubblicavano al popolo gli ordini governativi e gli incanti all'asta. Mi pare troppo bello per essere un posto dove pubblicare gli incanti all'asta, però vabbè, anche molto alto, quindi non so quanta la voce potesse essere, però insomma il palazzo è quello, non è che siano dubbi, sono là. Ecco, verso la contrada Sarano, oggi via Cima, sulla vela sopra lo sporto, che ingloba due camini, ecco, lo vedete sulla facciata dove ci sono i due camini bellissimi, i due camini sono raccordati in cima da una vela con un archetto. Ecco, su quella vela era appesa una campanella che avvisava dei bandi, penso, prima che fossero letti, e dico sempre penso, molto probabilmente serviva anche per convocare le sedute del collegio dei notai. Sapete che il collegio dei notai di Conegliano era un collegio bello fitto, c'erano, non mi ricordo il numero, ma mi pare 70 notai. Quindi noi abbiamo per esempio la lista dei notai passati per Conegliano, sono numerosi, quasi tutte le famiglie hanno dato dei notai. Quindi detto questo, il dubbio è, io ovviamente ascolto anche gli altri che scrivono
e Luciano Cagnato dice che sostiene per riunire, che serviva per riunire i membri dell'Accademia. Quindi vuol dire che l'Accademia era a casa di Sbarra, degli Sbarra. Detto questo, poi l'altro giorno parlando con la ricercatrice dell'archivio di Conegliano, la signora, non mi viene più il nome, Sonego, mi diceva appunto di una scala probabilmente costruita da Pulzio Sbarra per svincolarsi dall'entrata del palazzo e per poter avere libertà a far cosa? Le riunioni dell'Accademia? Una scala costruita dentro, possiamo andare a vedere forse dopo, ecco. Allora, di questa scala di cui parliamo, molto probabilmente è quella scala che vedete lassù, che inizialmente però aveva accesso da un androne in comune con i Trissino, che sono la famiglia che ha quella casa con i due affreschi con gli stemmi fuori, che è attaccata poco dopo, diciamo un'unità abitativa dopo. Nel cortile col pozzo, quindi molto probabilmente si entrava da quella scala, vedete. Il palazzo, all'epoca in cui ho fatto il rilievo, 1990, non dà segni di scale interne, cioè si saliva per un'unica scala esterna. Le scale interne saranno state in legno, le avranno demolite, sicuramente il palazzo non può non avere le scale, da fuori è un po' difficile, perché all'inizio probabilmente quella era l'appendice del palazzo. Detto questo, quindi è interessante capire, passa quella dopo, grazie. Questo è il secondo piano, molto probabilmente dove, vedete, tutto quel sistema di scale lì, a nord, portava in cima a un secondo piano dove probabilmente Puzio aveva un suo studiolo, però questo è sempre studioli larghi 4 metri per 3, per 5, per 6, chi è che può stare in riunione? Cioè non si riesce a trovare all'interno della struttura di Casa Sbarra un'area con una superficie sufficiente per accogliere, che ne so, 20-30 persone, non di più, perché non è che fossero 50. Però insomma. Altra cosa, un ulteriore documento che accenno solo è che parla anche di una fabbrica dell'Accademia. Fabbrica vuol dire in genere costruzione, è in costruzione la fabbrica dell'Accademia, non è costruita. Però non sappiamo, potrebbe essere anche una... Quindi questa cosa potrebbe fa un po' di confusione con il fatto che poi abbiano usato anche il termine del ridotto dell'Accademia, che ricorda il primo ridotto degli incamminati. Quindi c'è tutta questa cosa che non è semplice da risolvere, che però mi piace lasciare così perché non si può risolvere tutto. Quindi c'erano parecchie accademie a Conegliano, l'Accademia degli Aspiranti poi diventerà anche Accademia Agraria del Settecento, quindi continuerà fino all'età napoleonica, quando verrà chiusa. Adesso io cerco di essere rapido perché vedo che mi sono allargato molto. Allora diciamo che insomma queste accademie, questi collegi partivano dalla idea di non avere ozio, cioè di non perdere tempo in cose futili, e alla fine facevano cose futili, divertenti, ma anche come minimo di spessore culturale, direi io, quindi insomma non erano proprio cose così. Per dire, nel 1603 l'Accademia è fondata il 23 febbraio del 1603 degli aspiranti, stiamo parlando. Per esempio a maggio si dice di trovare 2 lettori per la buona istituzione dell'Accademia. Lettori vuol dire che leggono il testo. Nel 1603 sempre si parla di trovare un musico che insegni agli accademici. Il 9 di novembre si dice di dover recitare una commedia specialmente in carnevale. Nel 1604 e qui finalmente arriviamo alla giostra. La parte vuol dire decisione presa, che sappia da piantare le sbarre per correre alla Quintana. Quindi cominciamo a capire che si sta per lavorare su qualcosa. Nel 1604, sempre il 22 febbraio, viene presentato, dopo averlo già discusso 2 o 3 volte in riunione, il capitolare di giostra, cioè il regolamento scritto e ovviamente da Puzio Sbarra, che era cavaliere e anche in grado di gestire queste operazioni. Ecco, la cosa importante che volevo dire è che in queste giostre ci sono 2 ruoli in genere, adesso vedremo un po' nel dettaglio: i cavalieri mantenitori del campo e i cavalieri avventurieri, quelli che sfidano i mantenitori, o a seconda, insomma, o i mantenitori mandano una sfida dicendo guarda noi siamo più bravi, venite, e gli altri dicono ok, rispondiamo, arriviamo, benissimo.
in realtà, per dire, nella barriera del San Salvatore nel 1599 i mantenitori sono, come dire, i figli di Giacomo e Antonio Collalto, i due più importanti esponenti del momento, quindi sono loro che garantiscono che tutto sia in regola, che devono comunque essere garanti del campo. E questi due si chiamano, ecco, le cose curiose sono quelle che questi nobili si davano dei nomi di fantasia nelle corse, nelle giostre. Per dire, il Scipione Collalto veniva detto Nicandro il Costante, Rambaldo invece Fidelfo il Fedele. Quindi insomma nomi così che hanno un po' danno un po' di suggestione, ecco. Ecco, poi per concludere cercherò di stringere, è questo, cioè in un'altra memoria raccolta, però fatta con un'altra mano, mentre altre vediamo che sono di del giudice perché è una scrittura molto veloce, quindi si fa fatica. Io sinceramente che non faccio il paleografo, non faccio l'archivista, faccio una fatica tremenda. Devo ringraziare sempre la signora Sonego che se no non riuscivo a snodare niente. Ecco, non sono un frequentatore assiduo dell'archivio, ecco, questo volevo dire. Però ecco, troviamo in un altro posto invece un vero e proprio, come se vogliamo dire, un estratto molto scritto quasi in maniera scolastica, molto preciso, molto leggibile, di cui Antonio Rios alla fine del 1800 ha fatto già un estratto che ha trovato riguardante proprio le giostre del 1604. Quindi questo Antonio Rios è stato il primo che nella rivista dell'Archivio Veneto ha scritto questa cosa, ha già scritto, quindi si è preso un pochettino questo. Ecco, in questo caso quindi c'è il capitolare da osservarsi per i cavalieri ammessi a giostrare, quindi c'è una serie di regole, come funzionano, come si calcolano le famose botte, le botte date, cioè botte da qui, gli occhi, il collo, quando si rompe la lancia si perde la corsa, quando si cade a cavallo si perde la corsa ancora, quindi bisogna, ci sono una serie di piccole questioni. Poi c'era la questione dell'elezione dei giudici delle giostre, chi doveva essere giudice a decidere. Poi questo copista che ha copiato si stanca un pochettino e salta. Quindi in questo estratto ci sono più frammenti di giostre, non di un giorno ma di tanti giorni. Quindi la confusione io ho cercato di snodarla perché c'erano nomi di 300.000 cavalieri, non si riusciva a capire dove, come. Allora comunque la cosa importante è questa, che a un certo punto si parla di febbraio, non si sa però il giorno, forse l'11, non è chiaro, c'è l'estrazione a sorte per l'ordine di entrata in giostra da parte dei cavalieri, che erano ben 55 iscritti. Ma voi pensate che se fosse 55? No, era 5 più 5, 10. Io fino all'altro giorno dicevo 55, ma quanti sono? Sono 10. Infatti si sono sbagliati, hanno scritti 9. Si è dimenticato un nome, però 9 cavalieri iscritti, quindi saranno stati 10. Ecco, venivano estratti e cosa facevano? Si andavano acconciando nella piazzetta dell'ingresso della lizza per dover a suo tempo entrare a battere la loro carrera. Dov'era questa giostra? Abbiamo pochissimi dati, si parla di una piazzetta in tutte e 3 le giostre. Allora, siccome corrono in discesa mi sembra un po' difficile e la Quintana farla davanti al Duomo forse non era proprio conveniente, non so dove potessero farla, la lunghezza io non mi sono messo a calcolare quant'è la lunghezza della Quintana classica, perché ci sono tutti che le fanno, quindi magari si può cercare. Però detto questo, molto probabilmente è il tratto centrale di via 20 settembre, cioè dal municipio, non tanto lunga, dovevano colpire il Saracino, come dire, quindi insomma, dovevano colpire sta figura e cercare di non essere colpiti, cercare di non essere disagionati, cercare di non rompere la lancia, eccetera. Quindi detto questo non abbiamo un'idea ancora precisa. Vi cito solo rapidamente i nomi di questi fantasiosi. Il Cavalier del Barco è il conte Rambaldo di Collalto, sempre il Collalto, sempre in mezzo, loro davanti agli altri. Il Cavalier dell'Alba, conte Marco Montalbano, questo è nostro. Il Cavaliere Sollecito, Tommaso Amigoni, il Cavaliere Infocato, se ne leggo una lista perché se no ne leggo tutte, Francesco Pisani, il Cavaliere Malsortito, Niccolò Appio, il Cavaliere Infiammato, Giacomo Salvetti, il Cavaliere Falconio, Vittorio da Collo,
il cavaliere del Duolo, Giulio Danese, il cavaliere ravvivato, Camillo dal Fabbro. Insomma, tanto per dire dei nomi. Quindi, insomma, alla fine loro calcolano quante botte sono valide, cioè se sono colpiti qui non vale, devono valutare i conti e dichiarano poi il vincitore. Però invece che dichiarare il vincitore di questa giostra, il copista non scrive questo vincitore, va avanti e mette un'altra giostra in cui fa vedere prima come si presentano i cavalieri. Prima di entrare in gara si devono presentare davanti ai giudici, in genere anche con una specie di premio messo lì, insomma, per chi vince. La cosa importante quindi è che il giorno che si presentano appare per 11° il Rambaldo Collalto, che ha cambiato nome, Cavaliere Filelfo, è tornato al Filelfo della barriera di San Salvatore. E si presentano a giostrare il 26 febbraio, il giovedì grasso, carnevale. Come 12° appare il Cavaliere Solingo, ovvero Giacomo Malvezzi, cognato di Rambaldo e pluripremiato Lanza Spezzata. Allora, come premio gli davano la lancia spezzata. Più lance spezzate avevi, più eri forte. Questo era il modo di... Sfilati e presentati i cavalieri avventurieri, sfidanti dei mantenitori, si erano schierati nella parte inferiore, opposta all'arrivo, quindi non sappiamo neanche di qua da che parte. Poi vengono estratti e messi a ruolo, cioè in ordine di estrazione. Non vi dico l'estrazione. Vincerà Rambaldo, giudicato certamente il più leggiadro portatore di lancia, e così a suon di tromba fu pubblicato. Un'altra giostra era stata corsa, e questa forse è la più interessante. Questo che vedete che sembra un mostro è un leone con in mano lo scudo degli Sbarra, che si vede lì sulla destra, che vedete sulla punta verso l'alto ha una terminazione un po' a zampa, quindi potrebbe essere sempre lo stemma un po' semplificato del leone. Andiamo pure. Ecco, vedete, allora, le giostre non è che hanno cominciato improvvisamente nei primi del 600 a fare le giostre, avevano già cominciato a Treviso, per esempio questa è una giostra dell'anno 1000, non mi ricordo più, non lo leggo, 1578 o 87, scusate, forse, sbaglio. Andiamo pure. Sempre lo stesso, ecco, vedete, questo è il frontespizio della barriera del 1599. L'autore è sempre lo stesso, sto Giovanni della Torre, aveva fatto il cronista per 2 eventi di questo tipo. Andiamo. Qui vedete gli stemmi affiancati degli Scotti e della Matilde Collalto. Andiamo pure. Ecco, qui ho tratto da un libro, da una rivista, insomma, come poteva essere fatto lo steccato e le cose. Questa però è una carriera a colpo, cioè scontro fra 2 cavalieri che sono, vedete, al di là di quello steccato in piedi, ci sono i cavalieri che corrono e devono colpirsi ovviamente con la lancia, quella classica, se vogliamo. Poi invece possiamo, ecco, qua si vede lo steccato di legno, andiamo pure, e queste invece, ecco, queste potrebbero essere le famose sbarre piantate lungo le carrere per far correre i due, scusate. Loro dovevano correre 3 volte, avevano 3 colpi a disposizione. 3 volte. Ecco, chiudo con l'ultima cosa. Ecco, il giorno prima era stata fatta una sfida, e questa sì che è interessante, perché i mantenitori erano i cavalieri della Persia. Strano, dice, che erano i mantenitori, serie quelli del campo, i locali, no? Chi è i cavalieri della Persia? Gordimberco e Sarmacante, vedete, sono anche un pochettino grotteschi come nomi, no? Viene lanciata dai cavalieri avventurieri la sfida, e i 2 cavalieri avventurieri sono Don Galeor, Scipio Collalto, e Baltenebroso, il conte Claudio Collalto. E cosa fanno? Loro scrivono un manifesto, una sfida scritta, e la datano da Mirafiore. Mirafiore è una località lontana, non sappiamo dove. Il 25 febbraio 1604. E dicono: sempre pronti ad imprese in onor di quelle beltadi che sole adoriamo, ritrovandosi in parte lontanissima, ove alle orecchie ci è pervenuto con quanta temerarietà voi cavalieri persi della Persia abbiate pubblicato con poco rispetto delle bellissime dame di Conegliano che Idalba sia la più bella d'ogni altra donna,
che oggi vi viva, offrendovi di ciò mantenere al paragon delle armi, cioè dovete risponderci con le armi se con questa velocità che hanno potuto prestare in lunghissimo viaggio molti destrieri, ci siamo ridotti alla presenza vostra sperando, se non sarete pure codardi, d'essere ammessi al cimento delle armi, acciò che difendendo noi le leggiadrissime dame di queste contrade, tra le quali risplendono le donne nostre a guisa di lucidissimi soli in mezzo agli altri visibili a noi celesti lumi, con questo vigore, con quel vigore che elle ben 1000 volte hanno retto le nostre destre. Insomma, loro dicono, noi ci battiamo con le nostre donne che sono dei soli che ci danno la forza. Il padrino degli avventurieri presenta i premi messi in palio, consistenti in 2 leggiadrissimi fiori di seta carichi di perle. Indi ritiratesi nella piazzetta inferior del vallo, e qua si potrebbe già lavorare. Piazzetta inferiore del vallo, la piazzetta, supponiamo la piazzetta del pozzo di piazza 18 luglio, il vallo è poco distante, cioè le mura sono lì, sotto i portici, quindi potrebbe anche starci questa ipotesi. Questo vallo non sappiamo cosa sia, è un posto dove si corre dentro una specie di, non so, non credo facessero grandi preparativi. Diciamo sarà sta come il Palio di Siena, cioè c'era una terra battuta e si correva lì, non è che si dovesse fare cose particolari. Comunque dicono alla fine, ritiratesi nella piazzetta inferiore trovarono Ivi che era già pronto a cavallo con la lancia brandita il mantenitor Sarmacante, che perde la sfida diretta con Don Galeor subito, perde anche quello e vince sempre un conte con l'altro. Poco dopo irrompe di tutta corsa nello steccato il mantenitore Gordimberco, anche lui viene battuto dopo le 3 carriere dallo sfidante Beltenebroso. I conti di Collalto trionfano e sfilano nelle loro magnifiche livree su cui sono appuntati i fiori di seta che hanno vinto e che loro avevano messo in palio, sicuramente dedicati a qualche bella dama coneglianese.